Un motociclista di 48 anni ha perso la vita in un incidente a Manzano. È finito con la due ruote contro un palo dell'illuminazione. Nella notte è stato sottoposto a un intervento delicato, ma non è bastato a salvarlo. I familiari di 21 vittime friulane e giuliane dei crimini nazifascisti, tra queste 15 persone uccise durante l'eccidio di Paluzza, hanno dato il via alle cause per ottenere i risarcimenti grazie ai fondi del PNRR. Residenti preoccupati a Butrio per le incursioni della banda del Trapano, vogliono luci accese di notte, il racconto di una donna che ha messo in fuga i malviventi, il sindaco, potenzieremo la videosorveglianza. Momenti di paura a Tolmezzo, dove un'esplosione ha danneggiato la parte esterna di un'azienda, erano in corso lavori di bonifica di una cisterna di GPL all'esterno di un distributore, nessuno è rimasto ferito. L'Udinese di Sottil parte per la Spezia per cercare di ritrovare la vittoria che manca da più di un mese. Divulgate intanto le convocazioni dell'Argentina per i mondiali. Scaroni non chiama né Pereira né Perez. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con un'informazione di Telefriuli. Non ce l'ha fatta, il motociclista di 48 anni rimasto gravemente ferito ieri sera a Manzano dopo essere finito con la sua due ruote contro un palo dell'illuminazione. Patrick Caon è morto nella notte dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. È morto a causa delle gravissime lesioni riportate. Non ce l'ha fatta Patrick Caon, 48 anni, l'uomo che ieri sera alle 22 insieme alla sua inseparabile Yamaha si è scontrato contro un palo della pubblica illuminazione in via del Cristo a Manzano. A seguito dell'impatto violentissimo il motociclista è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza. Dopo l'allarme immediati sono stati i soccorsi inviati dagli infermieri della centrale Sores. Sul posto è intervenuta un'ambulanza proveniente da Cividale del Friuli ed è atterrato l'elicottero sanitario. L'uomo, che era già in arresto cardiaco, è stato stabilizzato, rianimato, intubato e trasportato con l'ambulanza con la massima urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il cuore di Patrick Caon era riuscito a ripartire, proprio per questo i medici l'hanno sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico, che tuttavia a causa delle profonde lesioni interne non ha dato l'esito sperato. Nella notte è stato constatato il decesso. Sul posto dell'incidente, per i rilievi, i carabinieri della compagnia di Palmanova con i vigili del fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli. Grave incidente domestico questa mattina a Luccinicco per un uomo di circa 50 anni. È precipitato dal suo terrazzo mentre era intento ad effettuare alcuni lavori domestici, riportando un grave trauma cranico. La caduta è avvenuta da circa 3 metri di altezza, attorno alle 9. Sul posto sono stati inviati del soccorso e un'ambulanza da Gorizia. L'uomo è stato stabilizzato, trasportato in volo in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato. Aggrediti padre e figlio sabato a Cividale del Friuli dopo che un gruppo di ragazzini stranieri se l'era presa per motivi non noti con un adolescente in via Stolfo. In difesa del figlio era intervenuto il padre, agente di polizia in servizio nel commissariato locale, che però a sua volta è stato aggredito in piazza della Resistenza. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Cividale. Incursione fallita questa notte in una villetta di via Trieste a Camino di Butrio. I malviventi a mezzanotte hanno cercato di fare eruzione bucando il serramento di una finestra con un trapano, ma la proprietaria li ha sentiti e li ha messi in fuga. Il racconto della donna ancora spaventata assieme a diversi residenti preoccupati. Per alcuni anche la chiusura dell'illuminazione pubblica durante la notte agevola i ladri. Avevano già bucato un infisso con un trapano a batteria, ma i ladri che avevano preso di mira un'abitazione di via Trieste a Camino di Butrio hanno fatto troppo rumore, attirando l'attenzione della proprietaria di casa che, rendendosi conto che qualcosa non andava, è riuscita a metterlo in fuga. Chiamati subito i carabinieri, ma i malviventi hanno riprovato a entrare 2 ore dopo. Signora, lei non vuole farsi riprendere perché insomma è passato poco tempo dall'accaduto. Ci racconta come ha scoperto questa intrusione dei ladri, scoperta però in tempo. Sì, per fortuna ero da poco andata a dormire e ho sentito il rumore del trapano che bucavano il legno della finestra e quindi mi sono svegliata di soprassalto. Alzandomi dal letto si è accesa una luce con il sensore che abbiamo tra le camere
e sono scappati. Io li ho visti scappare proprio verso gli orti, verso i campi, perché mi sono affacciata sulla finestra del terrazzino accendendo la luce. Da quello che ho capito fanno il buco, poi attraverso questo foro che è abbastanza grosso come dimensioni entrano con un ferro particolare con cui aggrappano la maniglia e la girano e poi si intromettono nelle case. Qualcuno sostiene che il fatto di chiudere le luci di notte possa agevolare i ladri. Sicuramente sì. Nel buio ti metti sul passamontagna e uno abiliti un po' questo loro mestiere no? Di furti, no? Misteri che sono un perché alle di sparagnaca, l'altro barrugne perché ti studi le luci. Quale è che è giusta? È attrezzato contro i ladri. Un pochettino sì, un pochettino mi tengo attrezzato. E guai c'era bisogno, perché il mondo è diventato molto, molto difficile, diciamo, no? E la chiusura dell'illuminazione pubblica a Butro è in fase sperimentale per 3 mesi, da mezzanotte alle 5:30 del mattino, e secondo il sindaco Eliano Bassi non agevola le intrusioni dei ladri. Dobbiamo contenere i costi energetici, altrimenti saremo costretti ad aumentare la tassazione pubblica, dice il primo cittadino, che rassicura: abbiamo in progetto, dice, di potenziare la videosorveglianza nel territorio. Purtroppo in quest'area, anche nei comuni limitrofi, in questo periodo ci sono stati parecchi furti in abitazioni. È successo a Corno di Rosazzo, è successo a Manzano, a San Giovanni, a Premariacco, evidentemente sono arrivati anche qui a Butro. È chiaro che la cosa ci preoccupa, non ci lascia tranquilli. Io riparlerò al più presto sia con la Polizia Municipale che con i Carabinieri per vedere un momentino che tipo di provvedimenti possiamo prendere. Certamente già è in programma l'installazione di nuove telecamere proprio per controllare traffico notturno e passaggi, accessi al paese. Uno però si lamenta del fatto che manca l'illuminazione in certi orari notturni. I furti più numerosi sono avvenuti in zone vicino alle nostre senza che ci fossero stati provvedimenti riguardo all'illuminazione. Noi l'illuminazione l'abbiamo limitata nelle ore notturne da mezzanotte e mezza alle 5:30. Abbiamo detto che questa è una sperimentazione di 3 mesi. Limitiamo la spesa, che in questo momento è diventata ingestibile per un comune come il nostro, oppure siamo costretti ad aumentare la tassazione comunale. Si sono verificati altri 2 furti a Premariacco in 2 abitazioni, ma questa volta i ladri hanno approfittato degli infissi lasciati aperti. Hanno rubato da una casa 800 euro, dall'altra 250 euro. Non contenti, hanno infranto il finestrino dell'auto parcheggiata nel cortile, ma non sono riusciti a rubare nessun oggetto di valore o contanti. Denuncia è stata sporta dai proprietari e carabinieri di Cividale. Vincenzo Paglialonga, indiziato per l'omicidio di Loretta Toffoli, avvenuto a maggio in via della Valle a Udine, sarà sottoposto a una perizia per valutare le sue capacità di intendere e volere. Il Tribunale di Udine ha disposto una perizia per valutare le capacità di intendere e volere di Vincenzo Paglialonga, indiziato per l'omicidio con 33 coltellate di Lauretta Toffoli, avvenuto a Udine in via della Valle tra il 6 e il 7 maggio scorsi. La perizia è stata disposta non in relazione al delitto, ma all'evasione dagli arresti domiciliari avvenuta proprio il giorno dell'assassinio. 2 gli episodi contestati a Paglialonga: la rottura del braccialetto elettronico la sera del 6 maggio e l'essere uscito di casa la mattina successiva. Paglialonga, spiega il difensore, l'avvocato Pier Giorgio Bertoli, soffre di cirrosi epatica esotossica, malattia che comporta il rilascio nel sangue di ammonio. La sostanza può determinare una forma di encefalopatia che può causare la totale assenza di lucidità mentale, conclude. Per la perizia è stato nominato il dottor Francesco Piani. Un uomo di 34 anni, residente a Torino, è stato arrestato ieri dai carabinieri per tentata rapina impropria. Attorno a mezzogiorno il 34enne si è impossessato di un giubbotto all'interno di Sorelle Ramonda, in comune di Rana del Roiale. Per uscire dal negozio d'abbigliamento ha spinto l'addetto alla sicurezza e rovesciato alcuni tavolini e poi è stato arrestato dai militari dell'Arma. L'uomo è comparso per direttissima davanti al giudice Rossella Miele del Tribunale di Udine, che ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora in provincia di Udine.
I familiari di 21 vittime friulane e giuliane dei crimini nazifascisti, tra queste 15 persone uccise durante l'eccidio di Paluzza, hanno dato il via alle cause per ottenere risarcimenti. Ad occuparsene l'avvocato udinese Andrea Sandra. I familiari di 21 vittime dei crimini nazifascisti, sia friulane sia giuliane, chiederanno un risarcimento per quanto subito nel 1944. A trattare le cause sarà l'avvocato udinese Andrea Sandra, su sollecitazione del comune di Paluzza e dell'ANPI. I procedimenti sono partiti grazie a una legge dello scorso aprile che ha istituito un fondo di 60 milioni di euro per le vittime dei crimini nazifascisti. Su 21 persone di cui si occupa l'avvocato Sandra, 15 furono uccise nel luglio 1944 durante l'eccidio di Paluzza. È un evento particolarmente drammatico nella storia di questa regione, molto simile ad altri eccidi che certamente hanno numeri forse più significativi, ma non meno gravi dal punto di vista dell'orrore che è stato vissuto in quei giorni. C'è stata l'uccisione di civili in maniera scriteriata, di donne, ragazzini che sono stati uccisi su alla Malga di Pramosio. Altri invece, successivamente a un rastrellamento avvenuto a Paluzza, che sono stati uccisi invece il giorno successivo insieme ad altri civili dei comuni vicini, di Arta Terme, di Sutrio e di Cercivento. Le altre 6 vittime sono un ragazzo deportato nei campi di lavoro in Germania e militari deportati o uccisi dopo l'8 settembre, tra questi il 20enne Lodovico Puntin, fucilato a Cividale, e zio dello storico sindaco di Aquileia, Lodovico Nevio Puntin. La strada per ottenere i risarcimenti è però ancora lunga. Adesso abbiamo fatto la causa, quindi il Tribunale dovrà accertare che i fatti si siano realmente accaduti. Penso che questo sarà l'aspetto, più interessante dal punto di vista storico, e poi ci sarà la determinazione del danno. Proseguono senza sosta le ricerche di Raffaele Conserva, l'anziano scomparso sabato scorso da Cinto Caomaggiore, sceso dall'auto della badante a Chions mentre lei era andata in chiesa. Oggi è stato fatto il punto della situazione in prefettura a Pordenone. Ancora nessuna traccia di Raffaele Conserva, il pensionato di Cinto Caomaggiore, che ha fatto perdere le sue tracce sabato a Chions. La sua badante era entrata in chiesa lasciandolo in auto e lui è sparito. Sullo stato delle ricerche questa mattina in prefettura a Pordenone è stato fatto il punto della situazione. Presente il prefetto Domenico Lione, al tavolo integrato con i colleghi di Venezia c'erano carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili del fuoco e protezione civile. Una quarantina in tutto al momento le persone che stanno setacciando l'area a cavallo tra l'ex provincia di Pordenone e la città metropolitana di Venezia. Il territorio è battuto a 360 gradi. In questo momento in realtà ancora purtroppo non abbiamo nessun segnale. Sono state anche visualizzate le telecamere della zona per vedere se eventualmente è un'attività che comunque continua, vedere se eventualmente il signore abbia preso qualche passaggio con qualche macchina. Le ricerche, come garantito dal prefetto, andranno avanti ad oltranza. Fin quando lo troviamo? Noi abbiamo un signore, certo più avanti si va, ma in questa fase proprio è l'ultimo pensiero quello di capire quanto dureranno. In questo momento dobbiamo trovare. Momenti di paura oggi pomeriggio in via Torre Picotta a Tolmezzo, dove i vigili del fuoco sono intervenuti alla ditta Eltros nelle vicinanze del carcere, dove era stata segnalata un'esplosione che aveva creato numerosi danni alla parte esterna dell'azienda. Secondo una prima ricostruzione erano in corso lavori di bonifica di una cisterna di GPL all'esterno del distributore Kuwait, quando si è verificata un'improvvisa esplosione che fortunatamente non ha ferito nessuno. Con molta probabilità una parte di GPL è finita nel canale di Scollo, in parte chiuso e in parte tombato, che scorre nelle vicinanze della Electros. Il gas, trovando un punto di innesco, ha causato l'esplosione che ha causato numerosi danni alla parte esterna dell'azienda. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri di Tolmezzo. Approvata a maggioranza in quarta commissione la nuova legge regionale sui carburanti con ulteriori sconti, fascia zero e uso dell'app. Contrari il Movimento 5 Stelle e Open Sinistra FVG, che chiedevano tetto ISEE e limite di cilindrata per accedere ai contributi lontano dai confini. Ora la parola passa all'Aula. È sempre più vicino l'aggiornamento della legge regionale sui carburanti. La nuova norma è stata approvata oggi a maggioranza in quarta commissione, nella quale è intervenuto l'assessore all'ambiente Fabio Scoccimarro, che ha ribadito le linee guida dell'iniziativa. Andiamo a fare delle modifiche, istituendo delle fasce di prezzo più snelle come tempistiche, dove venerdì in giunta decide
di adeguare un prezzo e lunedì già può essere applicato alla pompa direttamente dal distributore. E inoltre si sa, la possibilità di avere la fascia 0, quella più vicina al confine, che ci permetterà un'ulteriore riduzione, anzi l'annullamento come adesso, del turismo del pieno. A votare contro il Movimento 5 Stelle e Furio Onsel di Open Sinistra FVG, che avevano proposto un tetto ISEE o un limite alla cilindrata per accedere ai vantaggi economici per chi risiede lontano dai confini. Per i pentastellati Cristian Sergo e Ilaria Dal Zovo, la norma aiuta chi ha l'auto di lusso, non l'ambiente o le fasce più deboli. Concetti ribaditi anche da Onsel, che ha sottolineato come la legge costi alla Regione oltre 50 milioni di euro l'anno, che vanno tutti a coloro che non ne hanno bisogno. Sull'uso di un'app in futuro per gli sconti, tema del contendere nell'ultima audizione, Scocimarro ha fatto chiarezza anche a fronte di pericoli per l'utilizzo di cellulari alla pompa. L'applicazione, chi vuole usarla la usa, chi non vuole usarla, come per il Green Pass, se la stampa su cartaceo usa quella. La legge ora dovrà passare all'esame del Consiglio prima di diventare realtà. Il Friuli Venezia Giulia continua a dare dimostrazione di essere capace di fare sistema, di essere vicino alle imprese. L'accordo tra Friulia e Civibank siglato oggi va in questa direzione e si affianca alle misure regionali che supportano il nostro tessuto produttivo. Caro bollette, Friulia e Civibank mettono a disposizione delle piccole e medie imprese della regione un plafond di 4 milioni per fronteggiare i costi energetici. L'iniziativa è stata presentata oggi a Udine e segue gli interventi già promossi dalla regione, che ha recentemente stanziato risorse a fondo perduto per le piccole e medie imprese fino ad un massimo di 2.000 euro. I finanziamenti erogati grazie all'iniziativa di Civibank e Friulia potranno arrivare fino a 100.000 euro con una durata massima di 36 mesi. Per beneficiarne, le aziende devono avere meno di 50 dipendenti e non superare i 10 milioni di fatturato. Grazie per l'appunto alla collaborazione con Friulia, che mette a disposizione dei fondi, e ci saranno dei finanziamenti agevolati per l'importo massimo di 100.000 euro che permetteranno di dare un sostegno finanziario, un sostegno di liquidità alle imprese, permettendo loro di dilazionare nel tempo l'aumento del costo delle bollette energetiche. Una modalità, riteniamo, molto efficace ad un costo molto sostenuto e con tempi di risposta veloce, che potrà essere di sostegno alle necessità che oggi le nostre aziende si trovano ad avere. Un plauso a questa iniziativa che dimostra ancora una volta quanto in Friuli Venezia Giulia si è capaci di far sistema. Abbiamo appena messo in assestamento bis 5 milioni di euro per il sistema dei confidi, abbiamo a disposizione 40 milioni di euro per i fondi perduti a sostegno sempre delle imprese per i caro bollette. Insomma, è bene che le istituzioni dimostrino concretamente, con i fatti e non con le parole, di stare vicino agli imprenditori e alle imprese del nostro territorio. Noi lo stiamo dimostrando. 3 imprenditori, un friulano e 2 veneti, sono stati assolti dal Tribunale di Udine, erano accusati di tentata turbativa d'asta. Erano stati accusati di turbativa d'asta in merito alla gara nel 2019 per la realizzazione del collegamento tra Viale Tricesimo e il cavalcaferrovia di Via Cividina a Udine, assolti perché il fatto non sussiste. A essere stati prosciolti sono Graziano Coletti, legale rappresentante della nuova Geomec SRL di Cividale, Antonio Cervi, legale rappresentante della Brussi Costruzioni SRL di Nervesa della Battaglia in provincia di Treviso, e Roberto Grigolin. Quest'ultimo è socio di maggioranza dell'impresa cividalese e amministratore unico della Superbeton SPA, società che possiede il 99% del capitale dell'impresa veneta. Cervi e Grigolin sono stati difesi dall'avvocato pordenonese Bruno Malattia, Coletti dall'avvocato Stefano Trubian. Le città capoluogo del Friuli Venezia Giulia si piazzano entro i primi 30 posti su 105 a livello nazionale del 29esimo rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente. La prima in classifica in regione è Pordenone, al 7° posto, 15ª Trieste e 18ª Udine. Pordenone guadagna la 7ª posizione, perdendone 2 rispetto allo scorso anno, nella classifica nazionale del 29esimo rapporto Ecosistema Urbano redatto da Legambiente con l'Istituto di Ricerca Ambiente Italia, che traccia la fotografia delle prestazioni ambientali del paese attraverso un'analisi dei dati dei capoluoghi di provincia.
Trieste e Udine si piazzano rispettivamente al 15° e al 18° posto, scendendo di 3 e 5 posizioni rispetto all'ultima rilevazione. Al 30° troviamo Gorizia che guadagna 2 posizioni. Aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia sono gli elementi su cui si basa la ricerca, che segnala l'assenza di un'inversione di tendenza e di una vera e propria svolta nelle politiche urbane invocate e previste durante la pandemia. Aumenta la raccolta differenziata dei rifiuti, ad esempio, però dato in controtendenza è che aumenta anche la produzione di rifiuti, no? Si riduce il consumo di acqua. Poi il tema dell'aria, abbiamo un miglioramento in tutti i 4 capoluoghi di provincia, riduzione delle polveri sottili, leggermente calante la concentrazione di ozono, ad eccezione di Pordenone, aumenta il biossido di azoto, ovvero traffico. Passiamo alla politica. Dalla maggioranza sono arrivati alcuni segnali, ma mi prenderò ancora del tempo prima di sciogliere le riserve sulla mia candidatura. A dirlo il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, poco prima della riunione di maggioranza che si sta svolgendo a Palazzo Daronco. Signor Sindaco, tra poco lei parteciperà a una riunione di maggioranza in vista delle comunali del 2023. Sul tappeto naturalmente c'è anche la sua ricandidatura a primo cittadino. Innanzitutto cosa dirà durante la riunione, cosa si aspetta di sentire? Dirò che ci vuole un impegno forte per prepararci alle elezioni, che non sono facili. Bisogna soprattutto rimarcare quello che abbiamo fatto in questi anni, tantissime cose, e abbiamo la necessità quindi di far conoscere i tanti lavori realizzati e soprattutto le iniziative che abbiamo portato a termine. Per quanto riguarda la sua posizione, lei ha espresso delle perplessità riguardo alla candidatura. È pronto a sciogliere le riserve o aspetta ancora qualche tempo per... Io aspetto ancora qualche tempo perché mi sembra che il campo così avversario, chiamiamolo così, i miei competitor ancora non siano stati svelati. C'è ancora qualche dubbio da quella parte e io ancora non ho sciolto le riserve, anche perché questi incontri sono propedeutici proprio a farmi un'idea dell'impegno, della volontà, della compattezza del centrodestra per affrontare questa campagna elettorale. Lei chiedeva alla sua maggioranza dei segnali per potersi ricandidare, questi segnali quindi non sono ancora arrivati? No, stanno arrivando, alcuni sono già arrivati e adesso continuiamo questi incontri che sono importantissimi. Ricordo che le elezioni mancano 5 mesi. Il nuovo segretario regionale del Partito Democratico, Renzo Riva, ha presentato la nuova squadra che si occuperà di portare il partito alle elezioni del 2023. Tanti sindaci ed amministratori locali in lista. Sono 8 i nuovi membri della segreteria del Partito Democratico in Friuli Venezia Giulia. La squadra, indicata dal neosegretario Renzo Riva, vede diversi amministratori locali come Manuela Celotti, sindaca di Trepogrande con delega welfare e politiche intergenerazionali, o Linda Tomasinsig di Gradisca di Sonzo, che si occuperà invece di integrazione, coesione territoriale e rapporti europei. Presente anche Gloria Favret, presidente dell'Assemblea del PD provinciale di Pordenone, insieme a Valentina Repin e Anna Ulian. 3 gli uomini: Franco Lenarduzzi, sindaco di Ruda, Luca Braidotti e Salvatore Spitaleri. Viviamo momenti difficili, abbiamo bisogno di gente che si occupi di politica, che voglia fare politica, ma che sia a contatto quotidiano con le necessità delle persone. Il messaggio è: il PD c'è in questa regione, pensa all'immediato e pensa anche al futuro, al Friuli Venezia Giulia che vorremmo per il 2023, ma anche fino al 2030. Insomma, il PD è in gara e lo dimostra con la segreteria che ho presentato. Stop al traffico di armi dall'Italia all'Egitto, dove non esistono diritti civili e dove è stato torturato e ucciso Giulio Regeni. Furio Ons, il consigliere regionale di Open FVG, ha presentato una mozione. Bloccare qualsiasi spedizione di armi che parte dal porto di Trieste verso l'Egitto. Il consigliere regionale di Open FVG, Furio Ons, ha presentato la mozione rivolta alla Giunta che verrà discussa dall'Aula verosimilmente entro l'anno. Ed è veramente paradossale che il nostro paese esporti nei confronti dell'Egitto armamenti, anche molti di questi che partono dal porto di Trieste, cosa che appunto dovrebbe essere, questa è la richiesta
richiesta della mozione dovrebbe essere proibita proprio per la memoria di Giulio Regeni e per i numerosi episodi di violazioni dei diritti civili, soprattutto dei giovani. La famiglia di Giulio Regeni ha ringraziato per l'iniziativa al fianco di Onsel anche Tiziana Cimolino e Gabriella Zamperlato dei Verdi e Alessandro Capuzzo del Tavolo regionale per la pace. Complessivamente i governi italiani dal 2013 al 2020 hanno autorizzato vendite di armamenti all'Egitto per 2,33 miliardi di euro, rendendolo il primo partner. Da Trieste sono passate merci per 230 milioni, non classificate tutte come militari. Questi i numeri snocciolati da Capuzzo e presi dal sito weaponwatch.com. Nessun passo indietro della Regione sul progetto dell'autonomia scolastica che slitta alla prossima legislatura. Servirà ancora pazienza. La Regione non riuscirà in questa legislatura a chiudere la partita sulla regionalizzazione della scuola. Il motivo è da ricercare del susseguirsi di 3 governi, i Conte 1 e 2 e quello guidato da Mario Draghi, con la conseguente caduta e riformazione della commissione paritetica con cui avviene l'interlocuzione. È un tema che si trascina da anni, che ha ottenuto anche dei risultati, perché abbiamo ottenuto la sperimentazione a livello nazionale della scuola trilingue della Val Canale Canal del Ferro, che in realtà è l'inizio di un percorso che sulla specialità di questa regione, unica in Italia ad avere 4 lingue minoritarie, l'unica in Italia ad avere 4 lingue minoritarie, ha basato la sua richiesta di autonomia. Sul tema delle lingue, anche rispetto ai progetti europei che si stanno sviluppando, credo si giocherà la partita della qualità del sistema scolastico e per quanto ci riguarda è la priorità rispetto alla qualità del sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia. Una volta arrivato il via libera dal governo nazionale sulla trattativa sui vari passaggi per la regionalizzazione dell'ufficio scolastico e all'organizzazione generale del sistema e non a interventi su programmi e personale, va precisato, il percorso diventa meramente tecnico e dunque di rapida definizione. È giunta alla conclusione la 5ª edizione di Open Windows of Europe, progetto di mobilità studentesca che coinvolge 7 istituti con capofila Lucellis di Udine. Klagenfurt, Capodistria, Fiume e Valona in Albania sono le città degli istituti coinvolti nel progetto Open Windows of Europe dedicato allo scambio interculturale tra le scuole secondarie di secondo grado, in cui l'educandato statale Uccellis di Udine è stato capofila. Oggi nel Salone delle Cerimonie della Regione è stata ospitata la giornata conclusiva dell'iniziativa, nel corso della quale i ragazzi sono anche stati ospitati nelle famiglie coinvolte nel progetto. Questo progetto ha proprio come scopo forte la finalità che diventino effettivamente, che costruiscano dei ponti, che si uniscano e che diventino effettivamente i cittadini della nostra casa comune europea. È uno degli scopi molto forti e il Friuli Venezia Giulia come regione, che è un po' un crocevia di culture, di popoli, di lingue e di stili, è capofila appunto di questa peculiarità. L'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen ha rivolto un augurio ai ragazzi affinché le scuole del territorio diventino ancora più competitive e aperte all'internazionalizzazione, proprio come Lucellis. Si è tenuto un incontro a Pordenone tra l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro e sindaci della Valcellina per la questione dello sghiaiamento del lago di Barcis. Questo è un problema che tutti sanno, dura da decenni, anche più, e non è mai stato risolto. E noi cerchiamo con tanta buona volontà insieme ai sindaci, quindi siamo al servizio dei primi cittadini perché si faccia un progetto comune. Già ci sono sul tavolo vari progetti, devono essere i sindaci, dove c'è il territorio del lago, che poi insieme decidono qual è la soluzione migliore. È stato fatto uno studio importante con vari scenari e auspico che scelgano quello più consono al territorio. Quindi nomina di esperti in base a un finanziamento di 50.000 euro messo a disposizione del mio assessorato nella finanziaria nella manovra estiva, e auspico che in tempi relativamente brevi si possa arrivare almeno a individuare la soluzione. Poi diciamolo chiaramente a tutti per non illudere, il lago non verrà sghiaiato in pochi mesi, ma in anni, e quindi posto che le manutenzioni e le messe in sicurezza vengono, come hanno assicurato i miei tecnici, i miei dirigenti, vengono puntualmente, quindi non è che viene abbandonato a se stesso, soltanto non si può intervenire in maniera drastica e chirurgica come andrebbe fatto. Adesso finalmente abbiamo varie soluzioni, speriamo che
si scelga quella più utile al territorio e nei prossimi anni venga risolto un problema. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata.